Poi ho conosciuto le mie amiche qua del centro e con loro ho cominciato a fare esperienze nuove, conoscere nuova gente, conoscere di più le donne del quartiere, e con loro allora hanno cominciato a parlare dei loro problemi, abbiamo cercato di aiutarle e così abbiamo fatto anche un bel gruppo. E la giovane aiutava la persona più anziana, se avevano bisogno di qualche operatore, se avevano bisogno di qualcosa, noi conoscendo altre persone le aiutavamo in questo modo. Poi la scuola è stata fondamentale perché avevamo capito che un tempo pieno nella scuola era importante che ci fosse, soprattutto in questa realtà, ed è stata infatti la prima scuola, credo, del territorio mestrino che abbia dato via ad un tempo prima prolungato e poi tempo pieno, la Lombardo Radice, la scuola Lombardo Radice, perché sono due scuole elementari, ma noi appartenevamo alla Lombardo Radice, che era la scuola di appartenenza di questa parte degli abitanti del Viale San Marco. Con i nostri bambini piccoli siamo andati a Venezia, sul ponte a piedi da qua fino a Venezia, perché volevamo l'asilo e ce l'hanno dato dopo tanti anni di lotta. E i mariti dovevano lavorare, purtroppo non potevano venire con noi, però noi, quando ci mettevamo in testa anche per la scuola elementare, l'abbiamo fatta quella con la lotta, perché non c'era e l'abbiamo fatta con la lotta, dovevamo andare in fondo al viale. Tutto quello che abbiamo costruito qua è stato con la lotta, per forza, perché non ci sentivano. Anche quando andavamo a Venezia, a Farsetti, dove c'era, adesso non mi ricordo il nome, sì, gli assessori loro, ci facevano aspettare giù anche delle ore, ma noi non ci stancavamo, stavamo là e ci dicevano guarda che crolla il palazzo, beh allora ci venite, qualcuno viene, parla e vi diciamo cosa vogliamo e poi ce ne andiamo. Non abbiamo mai fatto lotte violente, sempre con la nostra bella calma, e loro dovevano cedere purtroppo, ormai avevamo capito com'era. Poi un'altra cosa importante che come donne sentivamo fosse necessario avere erano i consultori familiari. Si cominciava a parlare allora di questo altro servizio molto importante per la prevenzione, per la cura, e ci siamo anche lì, abbiamo collaborato insieme allora con i consigli di quartiere, con gli operatori del comune che intendevano aprire questo servizio. Poi mi ricordo tanti incontri sull'AIDS, poi sull'educazione sessuale nelle scuole, cioè tutto un poter ragionare su tematiche che poi appartenevano un po' a tutte noi, al nostro personale, al nostro vissuto, eravamo sempre pronte a capire, a voler sapere, a conoscere, non ce ne stavamo fuori, ecco, non ce ne stavamo in disparte. Noi mamme facevamo la ronda a luna quando uscivano da scuola, perché sapevamo che c'erano gli spacciatori. I nostri ragazzi crescendo hanno capito che è sbagliato e così non sono più venuti. Cioè le famiglie sono cresciute e hanno insegnato ai loro figli e loro hanno portato avanti il discorso di fare un quartiere pulito. Adesso come adesso poi tutte le cose non me le ricordo, ma sono state moltissime le occasioni di intervenire non solo poi non più nel nostro territorio, che è stato quello, ma di spaziare anche fuori del nostro quartiere. Perché mentre nei primi anni tutte le necessità, le cose che si facevano, le iniziative erano proprio all'interno del quartiere, poi invece ci siamo rese conto che dovevamo anche uscire, avevamo bisogno di andare oltre
e soprattutto di confrontarci con altre esperienze di donne, con altre esperienze di gruppi femminili e non solo. E così è stato anche questo ultimo percorso che abbiamo fatto in questi anni, un percorso diverso ma secondo me molto importante. Le cose che vanno a buon fine siamo noi che le facciamo andare, siamo noi stessi insegnando ai nostri figli che le cose possono cambiare e infatti così è stato. Il quartiere adesso, il villaggio San Marco, non si dice più il viale San Marco, è diventato un quartiere doc, che si vive bene. Abbiamo tutti i servizi, l'asilo, le scuole, abbiamo tutto, la farmacia, il cinema ce l'hanno chiuso, ma insomma.